Alle 7.23 del 22 maggio 2026, buongiorno Taranto, ben trovati a questo nuovo appuntamento con la musica e l'informazione del mattino. Buongiorno da Francesco Casula, buongiorno a Gisberto Nicoletti che guiderà la parte tecnica insieme fino alle 9, vi faremo compagnia, vi racconteremo i fatti principali di questo territorio e quello che serve insomma per affrontare questa giornata che apre insomma al weekend, a questo nuovo weekend di maggio e cominceremo questa mattina parlando di Taranto Ecoforum. Ieri la prima giornata del TEF 2026, il bilancio fatto dalla nostra Valentina Castellaneta e poi che cosa ci aspetta oggi in questa seconda giornata di questo appuntamento, di questo evento diventato ormai punto di riferimento nazionale per parlare di futuro, sostenibilità, innovazione e tecnologia. Ce ne andremo poi a Taranto per parlare invece del presente, cioè delle problematiche lavorative, delle vertenze. Oggi la piattaforma Taranto Italia fatta da CGIL e Cisle Will sarà presentata al governatore Antonio De Caro, ne parleremo con Gennaro Oliva della Will di Taranto e cercheremo con lui di capire che cosa prospetteranno, che cosa chiederanno soprattutto al presidente della regione Puglia. Torniamo a parlare di lidi, concessioni e sentenze. Oggi ascolteremo, dopo il sindaco di Ginosa, la voce dei concessionari dei balneari che insomma sulle sentenze del Consiglio di Stato che hanno dato ragione al comune comunque trovano degli spunti positivi e vogliono dire la loro. Parleremo anche di legalità domani 23 maggio, giornata in ricordo della strage di Capaci. ANM Taranto, l'Associazione Nazionale Magistrati e Libera hanno organizzato una commemorazione a Paolo VI, qui a Rione di Paolo VI, per ricordare Giambattista Tedesco, vigilante dell'Ilva, ucciso dalla mafia. Ne parleremo questa mattina con Francesco Sansobrino, presidente della sottosezione di Taranto dell'ANM. E poi ovviamente è venerdì. Chiuderemo questa settimana con il nostro Claudio Petrone, l'eco dei social, insomma un po' di leggero, anzi leggerissimo prima del fine settimana. Questo e tanto altro qui a Buongiorno Taranto, quindi mi raccomando state con noi. Adesso c'è l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon venerdì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni verso il fine settimana. Ariete, vi distinguerete dalla massa oggi, ma non riuscirete ancora ad utilizzare tutto il vostro potenziale. Vi sforzerete per fare del vostro meglio e per sorprendere il prossimo, e ci riuscirete. Toro, vi piacerà oggi stare al centro dell'attenzione e ricevere dei complimenti, ma non vorrete essere criticati. Le obiezioni vi metteranno a disagio perché non saprete come rispondere. Gemelli, tenderete oggi a commettere diversi errori nel lavoro. La causa sarà da attribuire allo stress eccessivo. Le stelle vi consigliano di staccare la spina e prendervi qualche ora solo per voi. Cancro, sarete attenti al benessere del prossimo oggi. Vorrete rendere felice la vostra famiglia e per farlo sarete disposti a rinunciare anche a qualcosa di importante per voi. Nessuno vi farà cambiare idea. Leone, questa giornata vi metterà un po' alla prova. Non sarà facile lasciarsi alle spalle le esperienze passate e ci saranno delle decisioni che continueranno a tormentarvi e a farvi sentire in colpa. Ricordatevi che il passato non esiste più. Pensate al presente. Vergine, vi sentirete oggi bene con voi e finalmente sarete pronti ad affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra, incontrando anche nuove persone e riuscendo nei vostri obiettivi. Bilancia, la vita di coppia sarà piuttosto complessa oggi. Ci saranno diverse questioni su cui riflettere e confrontarsi. Sarà importante soprattutto condividere i vostri dubbi e le vostre perplessità. Scorpione, questa giornata vi offrirà tanti spunti di riflessione nuovi. Finalmente sarete pronti a lasciarvi alle spalle gli eventi passati e a concentrarvi solo su quelli futuri, anzi, quelli presenti. La creatività non vi mancherà. Sagittario, avrete modo di interagire con il prossimo oggi e di conoscere persone molto diverse da voi e per questo molto stimolanti. Sarete pronti a integrarvi in gruppi nuovi, ma non a costo di rinunciare alla vostra personalità e individualità.
Capricorno, oggi rischiate di essere un po' troppo severi con voi. Vorrete infatti dare il massimo, ma avrete anche la sensazione di essere bloccati nel passato e in ciò che avete sbagliato. Tutto questo rischia solo di alimentare il vostro stress e le vostre capacità, che sono grandissime. Acquario, vi sentirete oggi a vostro agio in mezzo agli altri. Aiuterete il prossimo con onestà e non vi farete buttare giù dalle cattive intenzioni altrui. Approfittatene per brillare più che mai. Pesci, con la vostra energia riuscirete oggi a travolgere le persone che vi staranno accanto. Sarete allegri, aperti e luminosi e la vostra fiducia apparirà incrollabile. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. Chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. E grazie a Maya per averci raccontato quello che dicono le stelle. Ora invece torniamo tra le strade per leggere le prime pagine dei quotidiani. Cominciamo la nostra rassegna stampa con il Corriere del Mezzogiorno, che dedica l'apertura alla cronaca di Taranto, il video plauso ai killer di Saco. Shock nel carcere minorile di Lecce, 2 giovani della gang ripresi dietro le sbarre. Insieme alle immagini poi rimosse il messaggio: siete fortificati, via all'inchiesta. Ci sono state girate, è stata scattata in realtà una fotografia pubblicata su TikTok che diceva: ciò che non vi uccide vi fortifica. E non ho notizie dell'inchiesta, ma sicuramente insomma il collega Bechis sarà più informato di me sul punto. Andiamo invece a dare un'occhiata a quello che c'è nella pagina. La grande H rischia di venire giù, ignorati gli allarmi lanciati dal Fazzi. Si parla di Lecce, dell'ospedale di Lecce, cioè sull'ospedale Vito Fazzi c'è una grande H che insegna di hospital per capirci, e che adesso insomma sta rischiando di crollare, nonostante il problema sia stato segnalato più e più volte. Andiamo invece a dare un'occhiata alla Gazzetta del Mezzogiorno. PNRR, tanti ritardi. Puglia e Basilicata bocciate dalla Corte dei Conti, i costruttori chiedono tempo, proroga inevitabile. Poi il racconto dell'orrore, noi della Fottiglia picchiati e molestati, e l'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni per Ben Gvir. Ben Gvir è il ministro del governo Netanyahu. È strano che si debbano chiedere le sanzioni solo per un ministro e non per il governo, che in qualche modo lo ha messo lì e comunque non lo ha fatto dimettere. Quindi, come dire, siamo un paese strano, però ecco, forse un passo alla volta, chi lo sa. Ci fermiamo un attimo per la musica. Quando torniamo invece leggiamo tutti gli altri giornali, ma ora c'è la New Hit. Alle 7.30 la New Hit di Cittadella, e adesso, come annunciato, continuiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani dopo Corriere e Gazzetta. Ecco la prima pagina dell'Edicola, che apre con la cronaca di Bari. Olivieri ricorre in appello, impugnate le condanne a 9 anni nel processo codice interno, la difesa contesta le prove e punta a ribaltare il verdetto. Il presunto patto coi clan fatto dal consigliere barese. Al centro della pagina invece JTF, niente cambio di codice Ateco, ma arrivano nuovi finanziamenti, risorse per lo sviluppo dell'area tarantina, lo ricordiamo, il Just Transition Fund, sono fondi arrivati dall'Unione Europea per sostenere progetti che possono in qualche modo generare percorsi alternativi alla monocultura dell'acciaio a Taranto. Chiudiamo con il Nuovo Quotidiano di Puglia, che dedica anche in questo caso l'apertura al PNRR. Come la Gazzetta scrive che serve uno sprint finale per giugno, ultimato solo il 30% dei lavori. Puglia, l'allarme della Corte dei Conti, l'incognita sugli ospedali di comunità. Si parla anche di altri fondi, allarme e coesione sulla gestione dei fondi, tensione tra Unione Europea e Regione, e poi ci sono i pareri di Fitto e Capone. Al centro della pagina poi una grande foto di ragazzi migranti di spalle, il titolo una città da ricucire e il bisogno di integrazione, stranieri tra Isola e Borgo, il pezzo firmato
da Alessio Pignatelli, che racconta oltre 17.000 stranieri tra Taranto e provincia e circa 7.000 nel capoluogo, con una grande concentrazione tra Cittavecchia e Borgo. Vivono in case piccole e sovraffollate in condizioni per lo più di disagio. Il docente di statistica Cervellera ha parlato al Quotidiano di numeri aumentati vertiginosamente e c'è quindi il rischio di una marginalità è particolarmente concreto. Chiudiamo con il colpo notturno in pieno centro, bottino in gioielleria da 30.000 euro, la notizia di cronaca di Quotidiano. E allora alle 7.36 però tiriamo giù la saracinesca della nostra edicola, chiudiamo la nostra rassegna stampa virtuale. Tra pochissimo cominciamo gli approfondimenti e lo facciamo parlando di Taranto Eco Forum. Ieri la prima giornata del TEF 2026, che abbiamo naturalmente seguito in tutti i suoi passaggi. Ci farà una sintesi la nostra Valentina Castellaneta, restate con noi. 7.39, questa è Cittadella, ben trovati sui 96.5 sul canale 94. Cominciamo gli approfondimenti di Buongiorno Taranto e lo facciamo, come detto, parlando di Taranto Eco Forum, innovazione, sostenibilità, futuro. Ieri si sono incontrati nella sede dell'università in Via Duomo in Cittavecchia per la quarta edizione della manifestazione, è diventato ormai punto di riferimento nazionale su questi temi. Com'è andata la prima giornata? Ci racconta tutto la nostra Valentina Castellaneta. Sostenibilità, transizione energetica ed economia delle bonifiche. Taranto vuole diventare la capitale dell'ecologia, ospitando la quarta edizione del Taranto Eco Forum, 2 giorni di respiro nazionale che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, grandi imprese e stakeholder uniti sotto una linea guida chiara: la rigenerazione attiva a tutela del bene comune. Un forum che quest'anno raccoglie i frutti di quanto seminato in passato, trasformando le idee in progetti concreti sul territorio, come dimostra il tour all'Innovation Lab, nato proprio in questo contesto, dove le start-up, ha spiegato Silvia Paparella, general manager di Remtech Expo, disegnano il futuro tecnologico della regione. Abbiamo voluto iniziare ieri con questo tour sul territorio e siamo andati presso alcune delle imprese che rappresentano il territorio stesso. In particolar modo abbiamo visitato l'Innovation Lab, che è stato presentato proprio l'anno scorso in occasione di TEF presso la raffineria di Eni, dove abbiamo incontrato alcune delle start-up innovative che siamo certi rappresenteranno e costituiranno la vita di ciascuno di noi nel prossimo futuro. Ma parlare di transizione a Taranto significa anche fare i conti con la realtà. In mezzo ai progetti di rigenerazione resta un nodo irrisolto e imponente, quello che l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, ha definito l'elefante nella stanza: il futuro dell'ex Ilva, una partita complessa su cui il tempo stringe e la Regione Puglia chiede risposte chiare. Stiamo avendo notevoli richieste sia sui mini PIA, stiamo mettendo in campo delle altre misure orientate in maniera totalmente aperta alle imprese del territorio. Saranno misure che partiranno proprio nelle prossime settimane, sia delle misure di garanzia bancaria, sia del microcredito per le piccole imprese, indipendentemente dalla categoria e dai cosiddetti codici Ateco. La sfida dunque è ribaltare il paradigma, ha spiegato il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, trasformare la necessità delle bonifiche in un'opportunità di sviluppo economico e occupazionale per l'intero paese. Taranto, ha aggiunto Uricchio, deve diventare un modello dove l'industria non cancella l'ambiente ma si rigenera con esso. Il vero motore della rigenerazione, della trasformazione, della transizione sono le imprese, con il grande aiuto di tutti i portatori di interesse e dei cittadini, e questa è la logica del TEF, una logica di coprogettazione in cui si possa disegnare insieme il futuro di Taranto e per fare in modo che Taranto possa essere anche un modello a livello nazionale e internazionale. All'incontro erano presenti anche la vice ministra all'ambiente Vania Gava e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. Un equilibrio inteso come corretta relazione tra progresso e benefici per la collettività, perché nessuna innovazione, nemmeno
quelle ambientali possono esercitarsi a scapito delle persone. E allora mettere questa idea al centro significa rifiutare sia il conservatorismo di chi teme il cambiamento, sia l'accelerazione cieca di chi lo celebra senza misurarne le conseguenze. E che cosa ci aspetta oggi nella seconda giornata del Taranto Eco Forum? Si parlerà di Taranto Open Lab, trasformare il territorio attraverso il talento affidandolo a Mattia Voltaggio e Dove Joule della Eni School. E poi alle 11 si parla ad esempio di mobilità sostenibile, tema particolarmente caro e vicino ai tarantini in questo momento. Sarà moderato dal direttore di Cittadella Enzo Ferrari. Alle 12 invece si parla di bonifiche, biorisanamento, rigenerazione attiva, valorizzazione dei rifiuti ed economia circolare, e tanti stakeholder a confronto su questo tema, moderati dalla collega Maristella Massari della Gazzetta del Mezzogiorno. E poi si parla anche di transizione e sicurezza energetica, energie rinnovabili, produzione di idrogeno, abitare accessibile e sostenibile. Anche in questo caso stakeholder, esperti del settore, anche istituzioni a confronto sul tema, e saranno coordinati i lavori da Tiziana Fabiano, che è capo della redazione di Taranto del Nuovo Quotidiano di Puglia. Ma insomma gli appuntamenti andranno avanti fino alle 17, con poi la chiusura della quarta edizione del TEF 2026. Gli eventi naturalmente sono tanti, se andate sul sito TEF 2026 troverete tutti i round table, tutti i pitch singoli, tutti gli interventi previsti in questa giornata. Ora noi ce ne andiamo con un po' di musica. Quando torniamo invece al ritorno parleremo di Taranto Italia, piattaforma lavoro intanto. C'è chi di Yugi. Mamma mia, stavo già suonando la batteria da solo, capito? Insomma, troppo figa. 7.53, siamo tornati in diretta per parlare di Taranto e Italia, la piattaforma dei sindacati per raccontare, per fotografare lo stato del territorio ionico, e oggi sarà presentato al governatore Antonio De Caro. Ne parliamo questa mattina con Gennaro Oliva della UIL di Taranto. Buongiorno Oliva, ben trovato. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo ricordiamo velocemente, mi corregga se sbaglio, Taranto Italia è sostanzialmente una piattaforma nella quale CGIL, CISL e UIL hanno inserito le principali problematiche per raccontare il territorio di Taranto, scattare una sorta di fotografia, corretto? Corretto, anche se in parte, perché poi ogni giorno a Taranto ne esce sempre una nuova. Ah, ok, vabbè, è quello, è nelle cose purtroppo. Sì, no, ha ragione. Oliva, oggi presentate questo progetto al governatore, ma immagino mettendo sul tavolo anche una serie di richieste. Più che progetto, un percorso da condividere con le istituzioni. Noi giorno 5 abbiamo già fatto un incontro, perché questa piattaforma la vogliamo anche condividere con le istituzioni locali. Abbiamo fatto già un incontro presso il Salino Hotel, dove erano presenti il sindaco, il presidente della regione e gli assessori del comune di Taranto. Quindi noi abbiamo aperto un percorso da condividere insieme, ripeto, alle istituzioni. Abbiamo già fatto con le istituzioni locali e adesso oggi lo faremo con le istituzioni regionali e nazionali, nella speranza che dall'altra parte venga condivisa questa piattaforma. L'abbiamo chiamata Taranto Italia perché io credo che l'Italia senza il Mezzogiorno non va da nessuna parte. A Taranto c'è una crisi che ormai da decenni ci portiamo avanti, e ci sono dei dati che sono allarmanti. Noi ci concentriamo sempre molto, ovviamente, per la portata della vicenda giornalistica, sociale, ambientale sull'Ilva, ma in realtà Ilva è solo una delle tante vicende che affrontate. Diciamo che l'Ilva è una delle tante. Dici bene, ma se vedi all'interno della piattaforma abbiamo messo una serie di punti che se li mettiamo tutti quanti insieme, e se ce la mettiamo tutta, almeno di far portare a casa qualche risultato. Io, guarda, ieri ho letto sui giornali che cantavano vittoria sull'accordo della Natuzzi. Bene, ma se un accordo prevede cassa integrazione e incentivi all'esodo,
Ma di che cosa dobbiamo essere felici di quell'accordo? Si è parlato del futuro di quei lavoratori? No. E allora purtroppo noi oggi a Taranto siamo felici se c'è l'integrazione salariale e gli incentivi all'estero. Noi abbiamo bisogno di lavoro a Taranto e all'interno di quella piattaforma noi abbiamo messo una serie di punti di dove si potrebbe fare di più. Oliva, sarò provocatorio un attimo, non sarà anche colpa vostra? Cioè, alla fine siete anche voi sindacati che a volte festeggiate per come dire, soluzioni del genere, o sbaglio? Non è che uno festeggia, uno quando porta €1 di più nelle tasche dei lavoratori non è una vittoria, però è un toccasano per quella famiglia. Però la vittoria noi l'abbiamo cantata quando il sindacato ha avuto l'inventiva, quando c'è stata, non so se ricordi, la chiusura di IAB. Sì, come no. Quell'azienda, il sindacato, più o meno, cosa fecero? Occuparono quell'azienda, ma non la occuparono perché era la classica occupazione per far vedere al mondo esterno che i sindacati stavano facendo qualcosa per quei lavoratori, perché all'interno di quel capannone c'erano delle professionalità che non li trovi in nessuna parte del mondo. E quindi l'occupazione era propedeutica al fatto che qualcuno doveva capire che lì dentro c'erano dei lavoratori che dovevano essere o riqualificati o farli lavorare da qualche altra parte. Beh, grazie a quella cosa fatta dalle organizzazioni sindacali, alla professionalità di quei lavoratori, abbiamo fatto capire al governo, stiamo parlando di circa una sessantina di lavoratori, abbiamo fatto capire al governo che comunque bisognava investire in quell'azienda, e abbiamo portato un piccolo risultato, dei piccoli risultati che vogliamo portare anche sui vari punti, perché se noi oggi avremo anche i parlamentari ionici là, oltre a De Caro, ai parlamentari ionici diremo: ma è mai possibile che noi abbiamo un arsenale dove ad oggi dovevano lavorare circa 1500 persone e ce ne sono 750? Se oggi sui giornali, sulle testate giornalistiche vedo che 750 lavoratori in cassa integrazione finalmente faranno dei corsi di formazione per farli lavorare da qualche altra parte, ma perché quei lavoratori, visto che la professionalità è anche alta di quei lavoratori, non vengono spostati all'interno dell'arsenale e facciamo lavorare delle persone all'interno dell'arsenale? Perché lo Stato italiano preferisce investire più da altre parti e non a Taranto? Bella domanda, chissà se qualcuno le risponderà dei parlamentari. Questa la farò tranquillamente. No, non ho dubbi. Chi mi conosce sa che glielo dirò, anche perché lo sto dicendo da tempo. Anche perché insomma è un governo che in qualche modo, come dire, mi sembra particolarmente vicino a tematiche di destra, quindi alla difesa, quindi come dire, magari sarebbe l'occasione anche per dimostrarlo concretamente e quindi diciamo facendo anche tra virgolette del bene al territorio, o sbaglio? Sì, è un governo attento alla difesa, ma deve essere anche attento alla nostra città, perché fino ad oggi tutte le decisioni che hanno preso sulla nostra città, vedi, torniamo sul discorso dell'Ilva, 4 miliardi spesi per cosa? Me lo sono sempre chiesto, ma questa è, diciamo, dovevamo risolvere il conflitto salute e lavoro. Io capisco che bisogna fare pace con la città e dobbiamo fare pace con la figuriamoci. città. Perché chi ha pagato, sono stato io personalmente, mio padre è morto con una malattia causata dall'Ilva, ma è anche vero il fatto che quei soldi spesi diversamente e diversificando l'attività all'interno di quello stabilimento poteva dare futuro non a 10.000 persone, a 2 o 3.000 persone. Il punto è che se a distanza di 14 anni stiamo ancora parlando della stessa cosa, evidentemente qualcosa non ha funzionato. Questo insomma non lo scopriamo né io né lei. Certo. Oliva, purtroppo siamo arrivati alla fine di questo momento, ma insomma torneremo naturalmente a raccontare anche l'esito dell'incontro con De Caro e i parlamentari. Grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro a Gennaro Oliva di Will Taranto. Buona giornata a tutti. Ciao. Noi ci fermiamo per un po' di informazione, c'è il giornale radio e poi la musica, e quando torniamo invece parliamo di lidi balneari, concessioni, sentenze, c'è la replica degli imprenditori da Gino Samarina. Restate con noi. Sono le 8:09 e questa è la seconda parte di Buongiorno Taranto, in cui cominciamo parlando di i miei capelli se ne stanno andando per fatti loro stamattina. Cominciamo parlando di lidi balneari, nuove concessioni, le gare dopo la sentenza del Consiglio di Stato dei giorni scorsi che ha dato
ragione del comune di Ginosa, ma ha sancito dei principi importanti secondo gli imprenditori, secondo i balneari. Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato il sindaco del comune di Ginosa, che è un po' un caso, diciamo una sorta di apripista in Italia di questa vicenda, il sindaco Vito Perisi. Oggi ascoltiamo invece la voce degli imprenditori che vogliono chiarire in maniera forte un concetto, cioè che il Consiglio di Stato ha approvato il principio per cui anche cioè l'occupazione dell'area per i vecchi concessionari fino a quando non viene stipulato un nuovo atto concessorio nei confronti di un altro gestore non è un'occupazione abusiva. Credo che questo sia uno dei punti che gli imprenditori vogliono mettere in luce. Ne parliamo questa mattina con Carmen Piccolo, vicepresidente dell'Associazione Balneari Marinesi. Buongiorno Piccolo, ben trovata. Buongiorno a voi, grazie per questa opportunità, buongiorno a tutti. Grazie a voi. Allora, le sentenze danno ragione al comune, dicono che le gare sono legittime, ma secondo voi, secondo anche l'avvocato Danilo Lorenzo che assiste tanti imprenditori balneari, comunque queste sentenze chiariscono una serie di principi importanti. Allora, sì, sicuramente. Allora, tanto per iniziare, la tanto attesa sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito qual è il termine massimo entro il quale chiaramente le amministrazioni dovranno bandire le gare, ovvero il 2027. Nel caso specifico di Ginosa si riferisce ovviamente al completamento dell'iter istruttorio e quindi finalizzato al rilascio del titolo concessorio. Per essere chiari, noi ci ritroviamo in una fase in cui 17 sono i nuovi aggiudicatari delle concessioni demaniali, in realtà tutti sprovvisti allo stato attuale di concessioni demaniali, perché la conferenza dei servizi è in corso. Gli enti ovviamente preposti stanno verificando la legittimità e la conformità, la compatibilità dei progetti presentati, non solo quella chiaramente delle singole imprese, dei singoli operatori, ma anche il piano delle poste comunali, insomma. Quindi sostanzialmente il tema è la situazione di stallo in cui ci siamo venuti a trovare alla luce di un'aggiudicazione sicuramente fatta, ma di un rilascio di un titolo concessorio ancora non avvenuto. Lei chiaramente come cerchiamo di un attimo. Prego. Allora, cerchiamo di farla anche un po' più semplice. Questo significa fondamentalmente, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio, che l'iter delle gare è partite, tutto legittimo, però voi in questo momento, non essendoci un nuovo concessore, giusto? Voi siete... nuovo titolo concessorio, un'autorizzazione ad esercire, in assenza della quale non è possibile fare impresa, cioè non è possibile utilizzare il demanio. Questo vuol dire che fino a quando l'area sulla quale alcuni di voi lavorano da tempo non sarà ufficialmente firmata a qualche altro gestore, voi siete legittimati a restare lì, giusto? Esattamente. Del resto, guardi, che a me sembra un po' il contrario, di quello che ci dicevamo nei giorni scorsi col sindaco, perché al sindaco io ho rivolto la domanda e ho chiesto: ma quindi i vecchi gestori devono tra virgolette andare via, devono sbaraccare? E credo che lui abbia detto di sì. E certo, ma era la posizione dell'amministrazione, scusatemi, prima chiaramente del pronunciamento del Consiglio di Stato. Del resto, ripeto, la fase transitoria tra l'uscente e l'entrante è una fase che anche la stessa normativa italiana aveva contemplato, perché è verosimile che una procedura di gara di questa complessità non si possa risolvere, non si possa concludere in tempi ragionevoli. Quindi sostanzialmente diciamo che nessuno dei gestori si è opposto al cambiamento. Gli operatori balneari, al contrario, hanno chiesto all'amministrazione la gestione transitoria, cioè una gestione transitoria che sia equilibrata, perché sembra quasi che sul territorio di Ginosa si sia messo in campo più un esperimento amministrativo che una procedura legittima, capisce? È evidente che in questa fase lo stallo è generale, perché allo stato attuale l'unica possibilità contemplata dall'amministrazione per esercire e per dare avvio alla stagione 2026 è quella di ricorrere al combinato disposto dell'articolo 36 e 38. Mi spiego meglio. La possibilità di utilizzare anticipatamente questi lotti in concessione per garantire la stagione. Ma io mi pongo un problema. Alla luce anche dell'ultimo, della sentenza del Consiglio di Stato di ieri,
che ha sostanzialmente rimandato la decisione circa la legittimità del piano delle coste comunali adottato dal comune, io mi chiedo com'è possibile pensare di utilizzare anticipatamente un'area la cui legittimità non è ancora stata in qualche modo accertata. Allora, io non lo so perché, come dire, non faccio il nel certo, giudice. Era chiaramente una provocazione, uno spunto di riflessione. A queste domande proveremo magari anche a risentire il sindaco, a risentire voi, a sentire i vostri avvocati, magari parlatevi così, magari troviamo una soluzione. Certo, sì. Ed è quello che stiamo tentando di fare. Assolutamente, adesso al di là delle battute, sicuramente la vicenda è complessa e non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, le sentenze dell'Europa e tutto quello che poi ne è arrivato. Resta il fatto che io adesso, diciamo, da cittadino umile e provinciale mi pongo una domanda: ma se io vengo quest'estate a Ginosa, che trovo? Allora, lo Stato attuale non trova nulla. In realtà l'unica, tra virgolette, proposta, glielo dicevo prima, messa sul campo da parte dell'amministrazione è la possibilità di ricorrere all'articolo 38, quindi all'anticipata occupazione. Sì. Questa procedura può essere adottata solo da 9 concessionari, quindi 9 di 17. Quindi quello che si ritroverà sicuramente è una stagione avviata parzialmente, con una forte riduzione di quella che è la capacità ricettiva. Cioè noi passiamo da 5.000 posti ombrello. Stiamo parlando, sostanzialmente ci stiamo dicendo, per tradurla a chi come me non è tecnico, certo. Cioè, ci saranno meno lidi, tra virgolette, organizzati, privati, e più spiagge libere, ho capito bene? Assolutamente sì. Sono solo 9 gli esercenti. Sì, la possibilità di esercire ce l'avrebbero solo in 9, che corrispondono sostanzialmente ai vecchi concessionari, che sono anche i nuovi aggiudicatari, che utilizzerebbero sostanzialmente le strutture preesistenti per garantire i servizi, perché il livello di difficoltà nasce dal fatto che i nuovi non hanno neanche fogna, acqua, luce per poter garantire sostanzialmente l'avvio della stagione. E allora continueremo a raccontarvi questa storia, questa sorta di apripista in Italia. Intanto grazie a Carmen Piccolo dell'Associazione Balneari Marinesi per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Noi ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità. Alle 8.24 il nostro rewind su Cittadella, sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Adesso però è il momento di cambiare argomento e parlare della giornata della legalità. Domani 23 maggio, l'anniversario della strage di Capace, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, e da allora era il 1992. Ogni anno si ricorda non solo il sacrificio di Falcone, ma l'impegno contro le mafie e al rispetto della legalità. Anche Taranto domani vivrà questa cerimonia nel ricordo di Giovan Battista Tedesco, una delle vittime innocenti di mafia di Taranto. L'iniziativa organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto e da Libera Taranto, e noi questa mattina ne parliamo con il presidente di ANM Taranto, Francesco Sansobrino, che è in collegamento con noi. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei e radioascoltatori. Allora, innanzitutto perché ricordare Giovan Battista Tedesco, che lo dico, diciamo, a chi ci ascolta, era di professione uno dei vigilanti dell'Italsider di allora, fu ucciso dalla criminalità perché si oppose ai loro traffici illeciti anche all'interno dello stabilimento siderurgico. Perché, dottore, proprio Giovan Battista Tedesco? Buongiorno, allora noi abbiamo deciso come Associazione Nazionale Magistrati insieme a Libera di commemorare le vittime della strage di Capaci e in generale le vittime di tutte le mafie in modo semplice ma che riteniamo simbolico, sotto l'abitazione di Giovan Battista Tedesco, perché è un luogo pubblico, non istituzionale, non al chiuso, che non va dimenticato e deve ricordarci il sacrificio di chi non si è voluto voltare dall'altra parte. Abbiamo questo luogo nella nostra città e dobbiamo quindi farne diventare memoria collettiva, impegno collettivo. Questo è il motivo per il quale abbiamo deciso di organizzare la giornata della legalità sotto l'abitazione di Giovan Battista Tedesco, soprattutto alla presenza dei familiari di Giovan Battista Tedesco e, mi permetta, anche alla presenza di altri familiari di vittime innocenti della mafia, come i familiari di Piero Carpita, Simona Carpita, la figlia, e Titti Basile, la sorella del capitano Emanuele Basile. Quindi
Il luogo simbolico è l'abitazione di Giovan Battista Tedesco, ma lì ricorderemo anche le altre vittime di tutte le mafie, alla presenza dei familiari, come dicevo, di vittime innocenti della mafia residenti nel territorio tarantino, storie meno conosciute e che noi invece vogliamo portare all'attenzione delle scuole del territorio. Ecco, a proposito di scuole e territorio, c'è parte anche un nuovo progetto che si chiama Custodire la memoria, costruire giustizia. Mi pare di ricordare, se ho letto bene il comunicato, ogni scuola può, tra virgolette, adottare la storia di uno di queste vittime di mafia e tenerne vivo il ricordo. Sì, noi non volevamo esclusivamente commemorare, che già di per sé è importante, perché non possiamo dimenticare, non possiamo ridurre all'oblio il sacrificio di chi non si è voltato dall'altra parte, di chi soprattutto in questo momento ha scelto di non rimanere nell'indifferenza, ma abbiamo lanciato un progetto, lo lanceremo nei dettagli al provveditore, all'ufficio regionale scolastico, ma abbiamo già avuto l'ok del provveditore, il direttore dell'ufficio scolastico tarantino, per far sì che questo giorno sia anche un ponte per il futuro, e quindi per rendere note, conoscere le storie delle vittime innocenti di mafia, anche meno note, soprattutto quelle locali come quella di Giovan Battista Tedesco, del capitano Basile e anche di Piero Carpita, e di tutte quelle storie che decideremo insieme agli amici di Libera e all'ufficio scolastico di sviluppare insieme alle classi che aderiranno al progetto. Qual è l'obiettivo? L'idea è quella chiaramente di appropriarci anche in maniera minima del dolore dei familiari delle vittime della mafia, farne impegno collettivo, e il 23 maggio dell'anno prossimo, insieme alle scuole che aderiranno al progetto, poi presentare i lavori che saranno svolti durante l'anno. E allora non resta che darsi appuntamento a domani, 23 maggio alle 10:30 in via della Liberazione a Rione Paolo VI di Taranto, per questo momento di riflessione, ricordo, ma anche di reazione contro la criminalità e l'illegalità. Grazie al dottor Francesco Sansobrino di ANM Taranto per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, dottore. Grazie mille a lei, grazie mille a tutti i radioascoltatori. E noi invece alle 8:30 ci fermiamo per la nostra new hit, e quando torniamo parliamo di l'eco dei social. Ci sarà con noi Claudio Petrone e chissà che cosa avrà pensato questa volta. Restate con noi e scopritelo! Per dare il benvenuto e bentornato a Claudio Petrone. Grazie a tutti, ma soprattutto grazie a Gis, perché mi fa partire questo venerdì con una mitica canzone nuova, fresca. È una new hit. È una new hit del grandissimo Salmo. Povero Mese con la pesce, stanno pure loro però. Sì, no, ma Salmo è lui. È un top player. 31 luglio, Fiera del Levante, concertone di Salmo. Bene, ci sarò, sicuro. Potresti esserci, Ciccio. Potrei, ci penso. E allora Salmo è un grandissimo. No, c'è un matrimonio. Io sono stato a un concerto di Salmo a Molfetta. Sì. Lui è un grandissimo cantante della scena hip hop, rap, e fece il concerto col gesso, con la gamba ingessata. Ok. E anche sulla sedia a rotelle. Fece un concerto e abbiamo saltato e ballato alla grandissima. Che Giovanotti! Cioè fa quasi paura questa cosa. No, non era Giovanotti, era Salmo. Vabbè, allora. Benissimo, allora stamattina abbiamo una trasmissione un po' particolare. Sì. Perché io devo recuperare la mia assenza di venerdì scorso. Sì. E abbiamo qualcosa di cui parlare. Sentiamo. Eco dei social. Che cosa è accaduto? I social, sappiamo, un social, forse il social per antonomasia è WhatsApp. Ormai è ovviamente social. Pensa quanto sono boomer, avrei detto Facebook. No, ma ormai ma tanto WhatsApp forse è anche certo. Passato. Sì, però della mia epoca, io sono più giovane di te, della mia epoca forse è WhatsApp quello che ci caratterizza. Che cosa è accaduto? La settimana scorsa. Che cosa ci è accaduto? A tanti di noi. Anche a noi. Che c'è stata una deflagrazione nelle nostre esistenze, perché siamo comparsi in una chat. Vabbè, fin qui un gruppo ristretto, limitato. Sì, un gruppettino. Eravamo un piccolo numero di persone. Sì, appena 650 iscritti. Qualcuno è scappato, qualcuno è uscito dalla finestra, qualcuno ha iniziato a dire chissà cosa. Allora, questo era un gruppo
creato da un nostro amico. Sì, un nostro amico che si chiama Gianni Florido, e ha fatto questo gruppo, e quindi siccome lui ha fatto un gruppo e coinvolto tutti, non potevamo non parlarne anche in radio. Non coinvolgere lui a questo punto, quindi gli diamo il bentornato qui a Cittadella. Gianni Florido, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Ciao Gianni, fammi concludere. Quindi siamo stati questo gruppo che ha scatenato chi ci ascolta e chi è presente nel gruppo sa perfettamente che c'è stato un po' di imbarazzo, perché raccoglie a 360 gradi probabilmente, ma questo ce lo dirà Gianni perché l'argomento è un argomento che riguarda tutti, e quindi coinvolge persone che appartengono alla destra, alla sinistra, imprenditori, operai, giornalisti, nulla facenti, giornalai, avvocati, medici, quindi dal Manzanare a Reno la potremmo chiamare. Allora Gianni, la chat è stati generali della cultura. Allora, prima di parlare dell'argomento, una battuta su questa chat. Tu hai preso la verità. Cioè, hai fatto tipo seleziona tutti, inserisci. No. Buongiorno. Buongiorno. No, io pensavo, essendo io un boomer vero, nel senso che io te lo sei detto da solo, Gianni? Sì, ma lo siamo anche noi, ma figurati. Io rientro proprio, diciamo, nella classificazione degli anni, cioè io come età, il boom economico, certo. Dal 64 in poi boomer, io ci sto ampiamente. No? Io pensavo che stavo costruendo una lista perché volevo rendere la notizia che lunedì 25 chiudiamo questo percorso per la costruzione delle linee di programma del comune, che abbiamo chiamato Stati Generali della Cultura, e allora pensavo di aver fatto una lista. Poi quando ho finito la lista broadcast, Gianni, specifichiamo la lista broadcast. No, perché sennò sembra che ti stai, attenzione, che sennò sembra che domani già vedo i titoli, capito? Florido. La lista è pronta. Si candida, pronta. La lista torno in politica. Questa devo dire che la lista elettorale perché tante persone. Allora ho pensato, fra io e 1600 contatti, ho detto mo seleziono almeno con quella caratteristica che voi avete detto, ci ho messo dentro tutti, perché volevo utilizzarla come ecumenico, diciamo, capito? Dal punto di vista pluralista. Sì, pluralista. Dopodiché mi sono seduto per cenare e non ho capito più niente. Non ho capito nulla, perché il telefono continuava ad arrivarmi messaggi. Ho detto, ma che cavolo succede? Che succede? Quando ho guardato ho capito che ho fatto un gruppo. Allora, in tutto questo invece vi racconto la mia di storia legata a questa storia. Nel senso che a un certo punto io ero in un bosco, io ero a Bosco Albergati, vicino Bologna, Castelfranco Emilia, per un convegno scout. A un certo punto vedo questa notifica: Gianni Florido ti ha aggiunto al gruppo Stati Generali della Cultura. Già l'idea di essere aggiunto a un gruppo WhatsApp, la reazione è modò. Tecnicamente la cultura dici io che c'è. Io con la cultura poi ancora modò. Quando sono entrato io ho visto tipo 4 milioni di persone nel gruppo, ho detto modù, e sono uscito un minuto dopo. Tu pensi invece che sappiate che c'è gente che mi ferma per strada e mi dice: ma tu conosci Gianni Florido? Sì, ma perché non mi ha inserito nella chat? Cioè adesso c'è quello che non è stato inserito. Molti si sono offesi perché non li ho inseriti. Come si dice? Gianni, capisci che come la fai la sbagli? È facile questa roba, capito? È incredibile. Ma parliamo di cose belle. Che succede il 25? Perché crediamo che il 25 ci sarà questo evento e forse questa chat si autodistruggerà. Però parliamo dell'evento. Che cosa accade il 25 di giugno? Il 25 di giugno noi concludiamo un percorso che abbiamo iniziato qualche mese fa e che ha visto un suo apice in 3 passaggi, il 10, il 15 e il 23 aprile, dove noi abbiamo aperto alla città e c'è stata una partecipazione, devo dire, assai alta, perché per costruire, diciamo, nella maniera più partecipata possibile alla definizione delle linee guida della programmazione culturale 2026-2030 dell'amministrazione comunale. Abbiamo diviso questo percorso in 3 grandi aree tematiche, che poi sono le aree tematiche delle linee di programma.
una prima area tematica che abbiamo affrontato il 10 di aprile, l'abbiamo chiamata le espressioni culturali, dove praticamente abbiamo avuto un modo dell'associazionismo, diciamo, che è presente a Taranto nell'ambito delle espressioni culturali, quello musicale, teatrale, letterario, artistico, di creativo, eccetera. E è stata una bella giornata dove abbiamo tratto da quella giornata alcune indicazioni che abbiamo ovviamente riportato nelle linee guida. Poi l'abbiamo il 15 replicato al Salone degli Specchi, l'abbiamo chiamato Scuola e Cultura, che è la seconda grande area tematica delle linee di programma, cioè la scuola come luogo non solo della formazione classica, tradizionale, ma anche come spazio fisico per allargare la prospettiva culturale. E la terza giornata, il 23, l'abbiamo dedicata a uno dei temi che noi consideriamo fondamentali, che è questo della Taranto universitaria, dove è venuta fuori anche una proposta particolare. Se abbiamo tempo la spiego, però abbiamo ragionato anche di una maggiore autonomia della sede di Taranto, che secondo noi deve diventare la sede di UNIBA, una delle sedi di UNIBA, non una sede decentrata, con una sua autonomia di programmazione dell'offerta formativa. E quindi abbiamo fatto queste restando comunque Università di Bari. Certo, sì, okay. Come UNIBA. Attualmente però lo statuto di UNIBA dice che la sede di UNIBA è Bari, e poi dice poi Bari ha 3 sedi decentrate. Noi invece diciamo modello Alma Mater Bologna, che lo statuto andrebbe cambiato con UNIBA a sede a Bari, Taranto, eccetera eccetera, e poi avere qui a Taranto un prorettore, avere a Taranto un consiglio di indirizzo e gestione dell'offerta formativa, non l'autonomia finanziaria che non ci è consentita per legge e per numero di iscritti e di docenti, però sicuramente una maggiore capacità di auto-organizzazione, almeno dell'offerta formativa, dell'organizzazione del progetto università, diciamo. E quindi abbiamo fatto queste 3 giornate. Il 25 che facciamo? Il 25 collazioniamo le 3 date, abbiamo messo insieme in un documento che abbiamo chiamato linee programmatiche, e le presenteremo, le restituiremo al Teatro Fusco in un'assemblea. L'abbiamo fatto apposta al teatro, anche qui senza polemiche non mancano mai. Ma perché di mattina? Ma perché abbiamo pensato di fare i mattini, intanto perché il Fusco il pomeriggio fa teatro, certo. E poi perché la mattina pensiamo di poter intercettare anche il mondo giovanile universitario, quello della scuola, e io credo che andrà bene. Noi li restituiremo i contenuti di queste 3 giornate di partecipazione cittadina, con la speranza poi, ovviamente, finita questa fase, avremo le linee di programma che poi da settembre dovremo riempire di contenuti, alla ricerca, diciamo, di una programmazione culturale la più condivisa possibile, ma anche quella più effettivamente utile. Faccio un esempio, la lettura che è venuta fuori per esempio dal gruppo Il Tavolo della Conoscenza, che è questo gruppo, che è la vicenda del povero Sacco Bakari, no? Sì. Dimostra come quando interviene la rottura sociale non è che ti puoi affidare solo ai servizi sociali, cioè i servizi sociali non risolvono il problema, intervengono sulla rottura. Noi pensiamo però, per esempio, che la cultura, la scuola, la formazione possano essere un contributo a, lenire le cause della rottura sociale, no? E quindi su Taranto Vecchia organizzeremo un progetto culturale specifico con le associazioni presenti, con la Chiesa, perché pensiamo che l'agire del comune debba essere un agire di prevenzione della rottura sociale. Sì, anche perché se lasciamo, diciamo, a magistratura e forze dell'ordine il compito di intervenire è solo repressione su fatti già avvenuti, invece noi dobbiamo cercare di costruire attraverso la cultura una strada diversa. Gianni, non abbiamo più tempo, sono le 8:45, dobbiamo dare la pubblicità, però rinnoviamo l'appuntamento a voi. Pedrone. Grazie Gianni, ci vediamo lunedì mattina allora. Grazie, buona un abbraccio, giornata. Grazie. Ciao Gianni, buon lavoro.
Noi ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità e quando torniamo con Claudio parliamo di tutto quello che intorno ai social si sta muovendo in settimana, tra cui per esempio una campagna pubblicitaria strepitosa fatta da Italia Viva e censurata da grandi stazioni retake, ma ve lo raccontiamo tra pochissimo. Il rewind scelto dal nostro Gisberto Nicoletti, un pezzo dal passato che ci aiuta ad affrontare il primo argomento di questa seconda parte dell'Eco dei Social con Claudio Petrone e diciamo un tema che ci porta un po' nel passato, un po' nel presente, ed è più o meno questo che vedete in questa fotografia che Gisberto sta per mandarci proprio adesso. No, eccolo, no, niente, eccolo qua. I manifesti di Renzi stile ventennio sono un caso, stop di grandi stazioni a quelli sui treni, Italia Viva è una censura. Di che si parla? Si parla di questa campagna di comunicazione fatta da Italia Viva che si chiama Quando c'era lei. Ma lei chi? Lei chi? La nostra Giorgia nazionale. Diciamo, Giorgiona nostra, la Giorgiona nostra. Sì, quel buon tempone di... Ma quello è toscano. Guarda che è fighissimo. Cioè, dal punto di vista comunicativo sta roba è pazzesca. Ma quello anche quando faceva il Presidente del Consiglio, che peraltro è legato un po' all'attuale Presidente del Consiglio, è molto legato per la scelta straordinaria di indire un referendum. Sì, infatti, e perderlo. E perderlo, quindi ma dicevo, quindi quando c'era lei, e peraltro questa scritta è anche caratteri proprio fascisti, caratteri del ventennio, e quindi è forse una polemichina con il ministro dei trasporti, forse perché i treni arrivano in ritardo. Insomma, che è successo? In realtà è una campagna che diciamo prende le mosse da questo adagio nostalgico del quando c'era lui, quando c'era Mussolini. I giovani scappavano dall'Italia. Quando la c'era spesa Mussolini si dice che i treni arrivassero in orario, in ritardo, quindi i giovani... Oggi invece è esattamente tutto il contrario. I treni vanno in ritardo, la benzina si paga di più, la spesa costa di più, i giovani scappano dall'Italia. Ha fatto sta campagna di comunicazione e nelle stazioni ha fatto affiggere questi 6x3 con quando c'era lei i treni arrivano in ritardo. Cioè è andato a suonare a casa dei suonatori, visto che, come sappiamo, il ministro dei trasporti è il buon Matteo. Sì, esatto. Matteo, che peraltro sta avendo un po' di esodino. Ma facciamo politica oggi, non facciamo politica, raccontiamo. Apriamo una parentesi politica. La Ravetto se n'è andata. La Ravetto, peraltro, Ciccio, Laura Ravetto. Sì, andata da Vannacci, tra l'altro. E dal generale. Stavo vedendo sui social, appunto, un video che devo approfondire perché non ho capito bene se è vero o se è fatto con l'intelligenza artificiale, in cui la Ravetto viene intervistata da un giornalista, se non mi sbaglio, o di Rai 2 o di Mediaset, ad una manifestazione con delle altre donne, una manifestazione importante, e perde le staffe. Quindi la Ravetto io l'ho ritrovata qualche giorno fa per questo exploit che ha fatto in televisione, e poi dopo me la vedo che passa con Vannacci. È un po' irrequieta dal punto di vista. Ma anche si può stare sempre dalla stessa parte. Io sono uno di quelli che per esempio a un certo punto dopo un po' si scoccia e cambia, capito? E quindi oppure lei, Laura, ha diritto a cambiare, no? Sì, però diciamo, se mo la chiama Giorgia potrebbe andare dipende, un po' di irrequietezza politica. Quindi questo è quello che è apparso fresco sui social. Secondo argomento, secondo cartello di oggi, invece, tema che affrontiamo con il nostro Claudio Petrone è questo. Ringraziamo gli amici di Repubblica per... Sì, infatti hai scroccato tutto a Repubblica praticamente. No, ci sono anche altri giornali che abbiamo ovviamente consultato, e soprattutto i social. Meteo, l'anticiclone africano porta 32 gradi entro il weekend, fino a 34 la prossima settimana. Quindi tutti in canotta, ciabatte, ci vediamo al Giamaica e spiaggina. Ecco, noi abbiamo i lavori che si pare che finiscano, prima o poi dovranno finire, per Lido Taranto, giù a Taranto, giù all'inizio di Lungomare, lato Viale Virgilio, dove accade, quando arriva il caldo afoso, soprattutto nelle ore pomeridiane del primo pomeriggio, la famosa Famugna controra, durante la controra scendono da via Dante, via Oberdan, delle simpatiche famiglie con borsa frigo, con ombrellone, con sdraietta, e vanno a farsi un bagno giù a Lido Taranto. La cosa che però caratterizza queste famigliole che scendono, che il più delle volte praticano il torso nudo, e il torso nudo è una cosa oggettivamente
Che praticano il torso nudo non in spiaggia, che è normale, per strada, diciamo, è su via Oberdan, diciamo. E quindi questa cosa è tipica, soprattutto, ma perché? Perché non è mancanza di gusto, non è dobbiamo mancanza fare di per gusto. farti stare vicino al microfono? Ma tanto io c'è quel lucculo. povero Gisberto Nicoletti che si sta impazzendo. Io lucculo, non ho mai sì, ma hai anche la telecamera. Uno dei tanti ascoltatori, che dei tantissimi ascoltatori che mi seguono e che mi citofono anche a casa. Sì, lei spaccia? No, ma no. No, io la finanza, no. Mi ha detto, non mi ha mai detto, mi ha detto un sacco di cose cattive, ma non mi ha mai detto che non si sente. Quindi, ok. Detto questo, il torso nudo si pratica perché fa caldo e quindi sta arrivando il caldo, forse arriva prima al nord e poi arriverà al sud, però l'estate c'è. E quindi io sono in maglietta, in t-shirt, Casule invece è in camicia. Sì. È molto elegante, perché la utilizzerai anche domani all'evento che ci sarà sicuramente alla Corte d'Appello. Ti vesti garbato. Corte d'Appello non c'è niente. No, non c'è in Corte d'Appello. No, è in Piazza della Liberazione. Ah, in Piazza della Liberazione, non avevo perché ho sentito sotto alla radio. casa di Giovan Battista Tedesco. Grandissimo Giovan Battista Tedesco. Se posso dire una parentesi, l'orgoglio di Giovan Battista Tedesco, che non c'è più, è avere un figlio che si chiama Alessandro Tedesco, che è una persona straordinaria, bellissima, di valore umano e di senso della giustizia eccezionale. È vero. Detta questa cosa, questo, chiudiamo con l'ultimo argomento? Perché già un'altra Claudio, oretta. Quanto? Un'altra oretta, non possiamo stare insieme. Gisberto, mi fai vedere l'ultimo cartello che ha preparato, per favore? Oh, eccolo. Pino Paz di Mare Fuori. Ci sto mare fuori, ci sto mare fuori. Chi non ha visto Mare Fuori? Io. 2 su 3. Esatto. Cioè qua siamo in 3, l'hai visto solo tu. Ma perché io sono il più giovane dei 3 e quindi noi teenagers abbiamo visto tutti Mare Fuori. Sì. E io mi sono fermato però a una certa serie, perché quelle ultime non le ho viste. E quindi questa Mare Fuori, per chi non lo sa, è una serie che fa riferimento ai giovani, ai minorenni che si trovano ristretti per reati commessi, appunto. Momento particolare per parlare di Mare Fuori. Ma infatti noi lo affrontiamo a latere. No. Cioè, io invece entro nel. Vai. Quindi c'è questo penitenziario per minori, dove ci sono questi ragazzi che comunque si parla delle loro storie. Tra i protagonisti c'è Pino, che è Pinuccio, che me lo fai rivedere, Gis, per favore? Che ha un carattere all'interno della serie un po' turbolento e non riesce a trattenere, questo è il suo personaggio, le proprie emozioni, scatta. Ti leggo il titolo e lo leggo anche ha un carattere irruento, tu gli dici qualcosa e lui parte. Il personaggio questo, che non è l'attore. No, che mi ricorda qualcuno che... Sì, l'attore. Vi leggo, per chi è in radio e non lo vede, vi leggo il titolo del pezzo di Repubblica. Arrestato Artem Kachuk, credo che si pronunci, non ne sono sicuro. Pino Paz di Mare Fuori. Con gli amici danneggiava auto in sosta. E non è la prima volta. È recitivo, come si dice nel nord Italia, recitivo. E quindi è stato quindi non solo il suo personaggio, non è che il personaggio ha contaminato la personalità dell'interprete. Ci dispiace per Pinuccio. Pino non è stato arrestato, è stato convalidato l'arresto, ma è stato rimesso in libertà. Avrà un altro processo penale da affrontare. Ci dispiace per questo. Però talvolta le serie TV non devono essere di ispirazione ai cittadini, soprattutto giovani. A volte penso che ci servirebbe ormai un patentino per poter accedere ai social, guardare alcune serie TV non lo so, vabbè, ma era tanto bello Dawson Creek, era tanto bello Beverly Hills, ma era ancora meglio la giovane Vicky, Remy. Vabbè, ma questa è un'altra dolce Remy. Era un po' triste, però vabbè. Grazie a Claudio Petrone per essere stato con noi. Ci rivediamo venerdì prossimo con l'Eco dei Social. Tante belle cose e a torso nudo, alla grandissima. Grazie a Gisberto Nicoletti per aver guidato la parte tecnica. Vi ricordo l'appuntamento col TG alle 14 sul canale 94. E poi, mi raccomando, se avete segnalazioni, inviatele a segnalazioni@cittadellatv.it oppure tramite WhatsApp al 339 680 6868, corredate di foto, audio, filmati, tutto quello che serve per raccontare una problematica, e poi ci penserà la nostra redazione. Grazie per essere stati con noi. Noi ci rivediamo lunedì dalle 7 alle 9. Mi raccomando, buon fine settimana col caldo, godetevelo e divertitevi.